Io volevo approfittare della situazione, del pubblico, di voi, per darvi una notizia ufficiale. Da ormai 2 mesi sono ufficialmente partita IVA. Quindi un po' mi sono già schierato involontariamente. Ebbene sì, sono partita IVA, ho fatto sta cazzata e... No, devo dire, è una figata. Essere partita IVA è una figata perché abbiamo un sacco di piccole skills. Noi partita IVA, noi abbiamo un sacco di piccoli vantaggi grazie alla partita IVA, cioè possiamo fare delle cose anche sulle tasse, no? Cioè abbiamo tutte queste cose nostre, no? Che conosciamo noi della partita IVA, noi... C'è qualcuno che riesce a spiegarmi brevemente di che cosa si tratta? Perché non mi è chiarissimo. Cioè io vedo che le persone sono generalmente sorprese quando dico di avere la partita IVA e dicono no, caso è la partita... Però non so ancora bene di cosa si tratta. Ci ho anche provato con una ragazza l'altro giorno, le ho detto ehi, ti va di salire a vedere la mia partita IVA, ma non ha funzionato. E quindi siccome non ci capisco un cazzo di economia, di queste cose, di finanza, ho deciso di rivolgermi a un'esperta, a una professionista. Sono andato proprio in uno studio da una commercialista e appena sono entrato nel suo ufficio lei mi è saltata addosso, mi ha detto allora Davide, per te abbiamo pensato a un regime forfettario con aliquota del 15% perché avresti un sacco di vantaggi anche sull'Empals. No, le ho detto shh, le ho messo proprio una mano sulla bocca e le ho detto shh, dottoressa, io non capisco niente di quello che dice, neanche una parola. Facciamo una bella cosa, io le do una somma di denaro, decida lei quanto, anche una cospicua somma di denaro, e per i prossimi 3 anni lei si occupa di tutto ciò che riguarda le mie finanze. L'unica cosa che le chiedo, l'unica richiesta che le faccio è di non rivolgermi mai più la parola. Mai più, perché non capisco veramente un cazzo di quello che dice. No, dottoressa, davvero, io le spiego. Io ho fatto il liceo classico e sono stato rimandato tutti gli anni in matematica, tutti. Un anno volevano promuovermi e mi sono opposto io, quindi capisce che non c'è un terreno di dialogo tra di noi. No, davvero, io ho sempre fatto questo lavoro e venivo pagato con un panino e una Coca-Cola. Poi a un certo punto qualcuno, senza dirmi niente, senza chiedermi nulla, ha deciso di darmi dei soldi veri, ma io non c'entro nulla con questa scelta. Io tornerei tranquillamente al panino con la Coca-Cola, dottoressa, altro che 7:30. Io alle 7:30 dormo alla grande. Dormo alla grandissima, dottoressa. Alle 7:30 io sono nella fase REM. Ha sentito quello che ho detto? 7:30, fase REM. È un gioco di parole, è una battuta brutta. Non me li merito neanche i soldi che mi danno, dottoressa. Anche perché io sono venuto qui semplicemente perché sono terrorizzato all'idea che mi arrestino, ma da quando lei ha cominciato a parlare questa paura non ha fatto che aumentare, perché se lei cita un altro nome di un ente che io non conosco, spargiamo del sangue in questa stanza, glielo giuro su Dio, dottoressa. Quindi adesso facciamo così. Io tolgo molto lentamente la mano dalla sua bocca. Lei mi deve promettere di non gridare, dottoressa, me lo deve promettere. Io esco da quella porta ed è come se io e lei non ci fossimo mai visti prima. Va bene?